aspettavamo. Tanta. Sì, anche noi forse. E comunque il fatto del filmato, bellissimo. Lo so, infatti Poi sai, queste sono le cose che incuriosiscono le persone, no? In realtà vedere come quello lo conosce, quello, quindi uno l'altro si... Ma infatti già la curiosità era iniziata con le foto, Sì, perché mentre noi montavamo così tutti andavano a vedere. Poi il video è stato... Allora Prisca, questi sono i soldi, no? Questi sono i soldini. Non me li fate contare. No, vabbè, potevi, li abbiamo- cioè, guarda, li c'è il abbiamo biglietto contati qua, stamattina c'è il insieme. biglietto, Ecco. se trovi qualcosa in più ce la ritorni. Fa un piacere, io vi ringrazio. No, Davvero tanto, davvero tanto. E il prossimo, aspetta, vediamo se riesci. Sì, che la pubblichiamo così per le persone che hanno contribuito, sanno che gli abbiamo consegnato. Da chi ce la facciamo? Guarda, dalla moglie. Deve venire. Ci mettiamo lì. Allora adesso sta finendo il filmato e poi è un filmato soltanto. Dicevamo, il prossimo progetto deve essere un punto di riferimento per Sedile Viano Secolo, perché sì, perché praticamente vorrei fare per capire effettivamente, quindi per riaggiornare che è rimasto, perché noi abbiamo stabilito, però oltre a quello sono usciti come per esempio i corsi, sono stati 900 voti, però comunque ciò non toglie che il denaro in cassa è rimasto comunque, poi adesso si aggiunge, si incrementa per questa. Quello che si farà poi si farà. Ecco, man mano, una volta aggiornato, no? Quindi diciamo la riunione per fare così giusto il punto della situazione, vorrei chiamare sempre i responsabili delle scuole, coloro che ci hanno fatto fare i corsi, e praticamente ci avevano proposto, però voglio che sia illustrato a tutti quanti noi, magari uno c'ha un'idea, giusto per condividere, no? Questo punto di vista, facciano loro, come si chiama, SOS aperto sempre in piazza, comunque in nota, a vicino, così si dice, volontari, ci sono la possibilità alla cittadinanza se deve fare una prenotazione, se quello che un po' dovrebbe fare la farmacia o i medici stessi che magari non affrontano le persone. Quindi hai, diciamo, tra virgolette, una corsia preferenziale per poter prendere degli appuntamenti magari per visite o quant'altro. È una cosa, perché ovviamente tutto quello che si va a fare si deve fare per la cittadinanza, non posso farlo per il singolo, a meno che non si crea Però la situazione. consideriamo che adesso stiamo in un periodo di crisi pazzesca, ci sono persone, famiglie che hanno bisogno, secondo me, anche l'associazione dovrebbe anche dare un conto a queste persone, perché sono persone molto discrete che non vanno al comune, non vanno all'assistenza sociale, non vanno alla Caritas, non vanno in chiesa, e che magari un'associazione come la tua potrebbe avere il contatto diretto, discreto, senza che sia... Tipo per esempio c'è stato un ragazzo che aveva vinto tutte le cose che sono fatte e voleva andare a essere vinto. Io ovviamente posso capire o conoscere, però non so, cioè perché come dicevo... Però i casi ti verranno segnalati. Ecco, io quello ti vengono segnalati, tieni in considerazione. In considerazione perché... Un minimo sempre questo delle cose, no? Non devono dire io, non è che... Ecco, assolutamente. Però so che un minimo mi rientra in una lista particolare. Le persone attenzionate, devono essere attenzionate per il fatto che hanno preso sì, vabbè, comunque c'è qualsiasi tipo di associazione che fa convenzioni magici, sì. No, io come persona nel senso
Scusa, per cortesia poteva essere... No, per cortesia, stiamo registrando. Guarda, perciò quando tagliare questa scena. Quindi sì, sicuramente è normale che quando ti devi consigliare, no? La seggia c'è. Ciao, se vuoi uscire all'Urisio sto registrando questo incontro perché stiamo facendo la donazione della somma incassata alle persone. Se non potrà guidare. non sempre lo fai da vedere. Non sta a posto. Dicevo così, non dica molto, una cosa. Dite cose con correttezza che sta registrando. La postazione però dovrebbe essere poi verifichi, insomma, io vorrei eventualmente da parte vostra senza che coinvolgiamo molte persone che non serve a noi siamo, guarda, noi siamo 1, 2, 3, adesso abbiamo inserito un altro professore, però siamo come molto forti, intuito, qualsiasi cosa che vi vedete, poi cerchiamo di fare almeno perché forse no, ma infatti quando si noi infatti noi non vogliamo
spalla, perché altrimenti poverino per ogni cosa, altro che da fare sta festa. Ci sono delle situazioni nelle quali è meglio se io non mi presento. Presento qualcuno. Tu hai capito? Vabbè, ha presentato una persona splendida, io tra l'altro non lo conoscevo, poi noi ci siamo conosciuti su Facebook, ma anche con lui non ci conosciamo per niente, è nato davvero. Non è sempre nocivo. Guarda L'uso, ma qualsiasi cosa. Brisca è bellissima. Anche una pistola potrebbe dare effetti positivi oppure effetti negativi. Dall'uso viene fatto. In determinati casi per autodifesa è positivo. No? Faccio una foto, se vediamo ritirati. Ci vediamo qui, Con prendi il tuo pettino. Dopo me le passi. Mettiamo qua no, e tu devi... No, Sì, ma chiudo adesso la ripresa. Ciao, salutate tutti. Ciao, grazie.